Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Migrante preso a bastonate a Marsala, solo una delle tante aggressioni contro i braccianti stranieri. Un bravo ragazzo stava andando a lavorare, racconta il suo titolare, mentre Libera denuncia il clima da giustizieri. Si concentra su alcune chat il lavoro degli investigatori nel caso del 12enne di San Vito Lo Capo che ha aggredito un professore. Frasi shock su Telegram dove condivideva il piano di una strage a scuola. Chiuse le indagini sull'omicidio di Paolo Tormina, il 21enne assassinato ad ottobre davanti al suo pub al centro di Palermo. L'assassino rischia l'ergastolo. Il ponte del 2 giugno segna una forte ripresa del turismo in Sicilia dopo un anno complesso per imprese e territori. A Palazzolo, nel siracusano, scorazzano i cinghiali che arrivano fin dentro il centro abitato. Il sindaco chiede lo stato di emergenza. Calcio, il Citigroup continuerà ad investire sul Palermo e in questi giorni si stanno delineando le prime trattative di mercato per la prossima stagione. Il giovane migrante preso a bastonata a Marsala sarebbe solo una delle tante aggressioni contro stranieri. Un bravo ragazzo stava andando a lavorare, racconta il suo titolare. Sentiamo Laura Spanò. Un bravissimo ragazzo, lavoratore, non se la meritava questo tipo di aggressione ricevuta così a titolo gratuito. È profondamente amareggiato Michelangelo Lombardo, nella cui azienda lavora il giovane aggredito, un migrante originario del Bangladesh preso a bastonate la mattina di sabato scorso mentre in bici stava per raggiungere la sua azienda. È finito in ospedale. I medici hanno riscontrato una ferita alla bocca, un dente rotto e una lesione al setto nasale. 4 vagabondi bastardi gentaglia che per un misero euro sono disposti a togliere la vita a un ragazzo inerme perché stava andando a lavorare innocentemente con la sua bici nelle nostre zone lì di Sant'Opere delle Perriere e accidentalmente si è visto arrivare una bastonata in faccia. Quella contro il giovane bengalese non è un caso isolato. Diverse aggressioni si sono verificate in varie parti dell'entroterra di Marsala dove insistono moltissime aziende agricole che impiegano manodopera straniera. Sulla vicenda interviene anche Salvatore Ingui, referente di Libera Trapani, che da anni lavora a fianco dei migranti. Sono il frutto evidentemente di una narrazione che prende sempre più piede, secondo cui i danni della nostra comunità, il male della nostra società marsalese è in capo agli stranieri, in capo a questi ragazzi e questo giustifica, dà una specie di mandato da giustizieri a molti altri ragazzi nostri concittadini marsalesi che in questo modo possono dare libero sfogo alle loro pulsioni aggressive. Siamo di fronte a violenze inaudite e intollerabili. Colpire i braccianti indifesi che si recano nei campi all'alba è un atto di assoluta viltà che ferisce l'intera comunità e la dignità del mondo del lavoro. Lo afferma in una nota congiunta i segretari di CGIL, CISL, UIL e Trapani che chiedono alle istituzioni locali e al prefetto un immediato potenziamento del controllo del territorio, specialmente nelle fasce orarie in cui i lavoratori si spostano in bicicletta o a piedi per raggiungere le aziende. Si concentra su alcune chat il lavoro degli investigatori nel caso del 12enne di San Vito Lo Capo che ha aggredito un professore. Frasi shock su Telegram dove condivideva il piano di una strage a scuola. I dettagli nel servizio di Roberta Lunghi. 5 minuti da adesso è uno degli ultimi messaggi comparsi nelle chat Telegram finite sotto la lente dei carabinieri nell'inchiesta sul 12enne di San Vito Lo Capo nel Trapanese che venerdì scorso ha tentato un'aggressione a scuola contro un professore. Nella risposta a chi poco prima gli aveva scritto "Quando pensi di farlo?" emergerebbe, secondo gli investigatori, come il ragazzo stesse comunicando ad altri utenti l'orario in cui avrebbe agito, aggiornando in tempo reale quella sorta di pianificazione condivisa all'interno delle chat. Posso partecipare? Fammi un fischio, vorrei vederlo in diretta. Sono altri agghiaccianti scambi su Telegram, scoperti tra la notte e le prime ore del mattino, in cui poi il ragazzino avrebbe portato a termine l'esecuzione in diretta con 2 coltelli e un casco inneggiante agli studenti, autori degli omicidi compiuti nelle scuole americane. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura per i minori di Palermo, il 12enne sarebbe stato attivo in più chat su Telegram, all'interno delle quali
partecipavano 5 persone. In uno dei gruppi il suo account sarebbe stato successivamente rimosso dopo il mancato compimento del presunto piano che non è stato portato a termine grazie all'intervento tempestivo dell'insegnante. Le indagini al momento contro ignoti per ipotesi di istigazione a delinquere stanno cercando di chiarire l'identità degli altri profili coinvolti e il ruolo avuto nella conversazione. Tra questi anche un utente noto come E1, già comparso in un'altra inchiesta su episodi analoghi, forse una ragazza, amica del 12enne siciliano, così come del 13enne della provincia di Bergamo, che a marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese. Chiuse le indagini sull'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato d'ottobre nel pub che gestiva in pieno centro a Palermo. Manlio Viola. Assassinato davanti al pub che gestiva per aver tentato di fermare una rissa che si stava consumando proprio di fronte al locale a pochi passi dal Teatro Massimo. La procura di Palermo ha chiuso le indagini sull'omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso con un colpo di pistola nello scorso mese di ottobre da Gaetano Maranzano, 28 anni, reo confesso del delitto. L'arma usata per l'omicidio è quella consegnata proprio da Maranzano ai carabinieri. La procura però non crede alle spiegazioni fornite dal giovane. Il reo confesso ha raccontato di aver perso la testa quando ha visto Taormina che lo guardava male e dopo averlo riconosciuto come l'autore di alcuni apprezzamenti sui social nei confronti della sua ex moglie. Una storia che secondo gli investigatori non trova riscontro dall'analisi dei telefoni e dei social. I due non si sarebbero mai incrociati prima del delitto, né direttamente né indirettamente. Per questo nella formulazione dell'accusa i PM hanno aggiunto l'aggravante dei futili motivi. Per gli investigatori la storia era soltanto un tentativo maldestro di costituirsi un movente, una sorta di giustificazione e al tempo stesso una attenuante. L'omicidio di Paolo Taormina è il delitto che ha fatto scattare le zone rosse in centro a Palermo, fu la goccia che fece traboccare il vaso della violenza nelle aree della Movida. Ora Maranzano rischia una condanna fino all'ergastolo. Un giro di prostitute a domicilio. I clienti potevano scegliere le donne tutte italiane dalle foto. 2 arresti a Palermo. Marco Gullà. Tutto è nato dal furto di un computer. Un ragazzo di 24 anni di Monreale aveva segnalato il furto di un PC portatile, indicando come responsabile una donna con la quale aveva avuto un rapporto sessuale a pagamento. Da questa denuncia sono partite le indagini che hanno portato all'individuazione di un sistema organizzato che avrebbe gestito incontri a pagamento nel palermitano, soprattutto nella zona di Monreale, mettendo in contatto clienti e prostitute attraverso telefoni cellulari e piattaforme social. A gestire il vasto giro 2 palermitani di 30 e 47 anni, accusati a vario titolo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Per entrambi sono scattate le misure cautelari. A prostituirsi, secondo l'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Monreale, con il supporto dei militari delle compagnie di Bagheria e Matera, 6 donne italiane. Secondo l'accusa, i 2 indagati avrebbero agito in stretto coordinamento utilizzando telefoni cellulari e social network. Lo scopo era quello di mettere in contatto la domanda dei clienti con l'offerta delle prestazioni sessuali. I clienti potevano inoltre visionare prima le fotografie delle donne coinvolte, prima di concordare gli incontri. A gestire l'appuntamento erano sempre i 2 palermitani, che poi si accertavano che tutto fosse andato bene. Nei giorni scorsi è stato scoperto un altro presunto giro di case d'appuntamento nel centro storico di Palermo. Tenta di sottrarsi a un controllo di polizia a Palermo, spalleggiato dal padre che dà in escandescenza. Il giovane è stato poi trovato in possesso di 5 panetti di hashish dentro gli slip e di altre 11 dosi nascoste all'interno di un calzino. A casa, nell'abitazione, gli agenti hanno trovato quasi un altro chilo di droga. Padre e figlio sono stati fermati. Il ponte del 2 giugno segna una forte ripresa del turismo in Sicilia con numeri che fanno ben sperare per l'estate. Veronica Barbarino. Dopo un anno complesso per imprese e territori della zona costiera colpiti dal ciclone Henry, il ponte del 2 giugno in Sicilia registra oltre 1 milione di turisti. Un impatto economico stimato, secondo Confcommercio, fino a 600 milioni di euro tra alloggi, ristorazione, commercio e servizi. A trainare il turismo è la varietà dell'offerta dell'isola. Il mare, le città d'arte, i borghi e un patrimonio enogastronomico sempre più apprezzato da visitatori italiani e stranieri. Veniamo a mangiare bene e ci divertiamo molto. Ma il turismo è anche di prossimità. Nel Ragusano sono molti i catanesi e i siracusani che scelgono la costa iblea per una fuga dalla routine. Mare, sole, bella gente.
tempo. Abbiamo fatto una piccola pausa lavorativa. La vacanza l'ho organizzata io perché ci venivo qualche anno fa a Marina di Ragusa, quindi diciamo ha accettato di seguirmi. Siamo trovati molto bene, c'è un bellissimo mare, si mangia bene e quindi è un'ottima scelta per noi. E chi non è in ferie approfitta comunque dei momenti liberi. Tra poco devo lavorare anche, però quel tempo che ce l'ho faccio un po' di sport, perché ci sta, bella giornata come questa, Sicilia è bella. E torniamo a Catania, il centro storico tra civili ed incuria, in particolare in via Crociferi, cuore del barocco, spuntano contenitori per i rifiuti. Tonino De Mana. Rifiuti, erbacce, copertoni, cestini di plastica. Ecco quel che resta del salotto buono di Catania, che può contare anche su poggiasedie in pelle in via Plebiscito e su una sedia in via Gallo, a pochi passi da via Crociferi. Altro che area comfort, quel che vi mostriamo è un percorso che di turistico ha ben poco. Il nostro tour lo iniziamo da via Bambino. Queste le condizioni della scalinata che, a giudicare dalle immagini, somiglia ad un sentiero naturalistico, anche se il verde è quello incolto di una vegetazione più che spontanea. Si nota anche un bel rifugio per gatti. Ai nostri microfoni lo sfogo di una residente. Uno schifo, il comune si dovrebbe vergognare, questa è una zona di scuole, ci sono le scuole e l'università ce l'abbiamo lì dietro, come possono venire i turisti qua? Quest'altro residente, siamo in via Santa Maddalena, si difende in questo modo dall'odore nauseabondo delle deiezioni canine. Purtroppo gli sporcaccioni non sono i cani, perché poverini devono fare, sono i padroni. Nell'Info Point, sotto Palazzo degli Elefanti, incontriamo una comitiva di turisti. Ne parlavo ieri con la mia amica con cui sono in viaggio in questo periodo, dove vedevamo anche proprio sul lungomare bidoni pieni di immondizia, per terra, di tutto e di più, dai mozziconi delle sigarette a bicchieri di carta, eccetera eccetera. A Torino non succede questo. Parola anche ad una guida turistica. Sentirsi dire che Catania è una città sporca e che chiaramente la palma aspetta a Palermo, ma dopo c'è Catania, non è certo un bel complimento, un bel biglietto da visita per la nostra città. In chiusura, le suggestioni del barocco di via Crociferi, rovinate da una serie di contenitori per la differenziata collocati ai piedi della chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata e a ridosso di un cartello informativo. A Palazzolo adesso, in provincia di Siracusa, dove scorazzano i cinghiali che arrivano fin dentro il centro abitato. Il sindaco chiede lo stato di emergenza. Francesco Aloi. Da queste immagini amatoriali emerge il quadro della situazione nella zona montana del Siracusano. I cinghiali sono sempre di più e soprattutto chi lavora nei campi non ce la fa più. Qui siamo a Palazzolo Acreide e i cinghiali arrivano anche nel centro abitato. Più il tempo passa, più i cinghiali proliferano e la fotografia è la stessa anche in altre zone della Sicilia. La regione aveva posizionato delle trappole, ma questo sistema pare non abbia raccolto gli effetti sperati. Il sindaco di Palazzolo adesso chiede lo stato di emergenza. I cinghiali non solo danneggiano le campagne, ma col rischio di contaminazione, perché i cinghiali attraverso le loro feci possono trasmettere delle malattie, tra le quali la tubercolosi. Questo è un momento di campagna del fieno. Gli agricoltori stanno mettendo il fieno e rischiano di imballare assieme al fieno gli escrementi dei cinghiali. Teneva in auto dentro un borsone 6 pistole, 4 delle quali modificate in grado di sparare, altre 2 in corso di modifica. Nella sua abitazione a Siracusa è stata successivamente sequestrata un'altra pistola e varie cartucce. Il giovane è stato arrestato. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare di dipendenze e prevenzione. Ad Aci Castello, la giornata conclusiva della campagna Oggi smetto della Spedi Catania, dedicata alla prevenzione delle dipendenze e ai corretti stili di vita. Eva Spampinato. Quanto più precocemente una dipendenza viene presa in carico, migliori saranno i risultati naturalmente. Un ascolto professionale, un approccio amichevole, un sorriso di comprensione e incoraggiamento per agevolare un primo contatto che si può rivelare salvifico, perché quando si parla di dipendenze patologiche, per imboccare la strada giusta occorre sempre un primo passo da parte del paziente. Sia per quanto riguarda la dipendenza da sostanze stupefacenti, quindi in questo periodo
ahimè abbiamo il crack, ma abbiamo anche le droghe sintetiche e poi anche per quanto riguarda le dipendenze comportamentali, disturbi della nutrizione e alimentazione oppure disturbi dal gioco d'azzardo patologico, lo shopping compulsivo. L'ASP di Catania i possibili pazienti li incontra per strada, nelle piazze, nei luoghi di aggregazione e spesso un banale scambio di informazioni si può trasformare in una presa in carico. I nostri programmi sono gratuiti e svolti in anonimato. Ad Aci Castello, tappa conclusiva della campagna Oggi Smetto, promossa per sensibilizzare i cittadini sui rischi delle dipendenze patologiche e sull'importanza dei corretti stili di vita, con particolare focus al tabagismo. Sul fumo di sigaretta si può effettivamente intervenire precocemente e i risultati, fra l'altro, sono degli ottimi risultati. 225 persone hanno avviato un contatto con i servizi e gli accessi dei tabagisti ai SERD sono aumentati del 51% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E poi passeremo alle zone proprio metropolitane, i quartieri difficili di Catania. La sclerosi multipla, ci sono nuove terapie, si deve intervenire per ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure e ai servizi per i circa 12.000 pazienti solo in Sicilia. Con Giussi Lazzara ne parlerà Deborah Chillemi, presidente regionale dell'Associazione Italiani Sclerosi Multipla, e Margherita Russo, neurologa e dirigente medico dell'ospedale Papardo di Messina. In onda dopo il TG, in diretta su Telecol e in streaming sul sito Sicilia Web. Le vostre domande come sempre al 342 745 5005. Un nuovo social housing alle porte di Ortigia, fra la stazione centrale e il terminal bus, nel cuore della città. Quello che era un edificio abbandonato diventa simbolo di rigenerazione e inclusione. Francesco Aloi. Dal degrado alla rigenerazione, quello che per anni e anni è stato un edificio incompleto e abbandonato, oggi diventa simbolo di inclusione. Eccolo il nuovo complesso di social housing, a 2 passi dalla stazione centrale di Siracusa. Ottimo lavoro dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa. Ricordo che il governo regionale ha finanziato con ben 2 linee di finanziamento, una con un decreto del 2023, l'altro con decreto del 2025, un'opera che ha un costo complessivo di circa 11 milioni di euro. Un polo socio-educativo che mette al centro chi è in difficoltà. 38 gli alloggi destinati ai soggetti fragili, ma si è pensato anche alle persone con disabilità, con questa sezione destinata al dopo di noi. Speriamo di darlo in gestione ad un soggetto del terzo settore che abbia le competenze e la capacità di gestirlo a beneficio delle persone che ne hanno bisogno. Questo palazzo si trova a 2 passi da Ortigia, di fronte al terminal bus, e da qui ogni giorno passano migliaia di turisti. Per questo una parte della struttura è dedicata a tutti i siracusani, ma anche a chi è in città per una vacanza. Il primo approccio che avranno i turisti sarà l'infopoint che metterà in piedi il Libero Consorzio di Siracusa, ma l'area della biblioteca, che è destinata al comune di Siracusa, prevede anche una zona di coworking, che è un altro chicca che abbiamo voluto mettere in piedi. Parola d'ordine quindi è inclusione. Per una polmonite che ha colpito l'artista, il Grand Tour La vita e adesso di Claudio Baglioni è stato posticipato al prossimo anno, il 2027. Il tour, in programma da fine giugno, prevedeva anche diverse date siciliane. Baglioni ha una prognosi di 90 giorni di riposo e cure, e con un post si è detto molto dispiaciuto. Ci fermiamoci adesso una pausa e poi torniamo per parlare delle prospettive del calcio Palermo. A tra poco. Siamo al calcio, prime riflessioni di mercato per il Palermo. Il City Group continuerà a investire e in questi giorni si stanno delineando le prime trattative di mercato. Marco Gullà. Come nel poker, si può rilanciare anche quando le carte non girano proprio. È il caso del City Group che, nonostante la delusione della mancata promozione in Serie A, continuerà ad investire e in maniera forte sul Palermo. I programmi si stanno già definendo e non è un caso che in questi giorni la dirigenza palermitana si sia trasferita a Manchester per fare il punto. Il City Group ha assicurato investimenti uguali e, se servono, anche superiori a quelli della passata stagione. A Manchester si stanno mettendo a punto le strategie per il mercato. Il primo nodo
riguarda però tutti i calciatori che torneranno a Palermo per fine prestito. Da De Planche a Lund, poi Brunori, Diachité, Nicolao, Buttaro, tutti giocatori che nella passata stagione non rientravano più nel progetto tecnico del club e dell'allenatore. La domanda sorge spontanea: che ne sarà di loro? A differenza degli altri, però, due protagonisti dell'ultima stagione non faranno ritorno in Sicilia. Si tratta di Di Francesco e Bardi, entrambi riscattati automaticamente dai rispettivi club grazie agli obiettivi raggiunti. Saluteranno sicuramente Gomis e Beresischi, entrambi in scadenza di contratto e destinati a intraprendere percorsi differenti lontano dalla Sicilia. Non verranno riscattati neppure Veroli e Giovane. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al Focus. A tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.